Jungle. E venne il momento del Perugia. Sono molti i volti del Perugia dei miracoli, a partire da Franco D'Attoma, il presidente, e Silvano Ramaccioni, il direttore sportivo che si siede in panchina, colui che ha inventato di fatto il ruolo di team manager. E poi appunto Ilario Castagner, già giocatore del Grifo nel decennio precedente, decisivo nel confezionare una squadra senza stelle. La squadra umbra gioca e si comporta come chi ha sempre recitato un ruolo da protagonista. Priva di nomi altisonanti, eppure straordinariamente motivati nell'ottenere un record assoluto, l'imbattibilità. Durerà 30 giornate, un intero campionato, l'impresa straordinaria degli umbri, che forse finiscono per innamorarsi persino troppo della suggestiva ipotesi di non venire mai sconfitti. Tanto da finire per negarsi la possibilità di competere con maggiore forza alla lotta a scudetto. Il Perugia ha dimostrato di essere una squadra con grande personalità, con un grande gioco, ed è l'unica squadra ancora imbattuta di questo campionato. Le colpe dei Grifoni stanno forse nella predisposizione tattica della squadra. L'allenatore del Perugia, signor Castagner, si dice soddisfatto. Il Perugia ha conservato la sua imbattibilità avendo pareggiato con... Poi con il trascorrere dei minuti anche la squadra di Castagner comincia ad accusare la fatica. Anche se molti avrebbero visto volentieri un Perugia meno abbottonato. Una performance che acquista ancor più rilevanza, tenendo conto che nasce da una società alla sua quarta stagione in Serie A, dopo un lungo passato nelle categorie minori.
Si tratta di giocatori che qui, nella verde Umbria, vivranno il loro momento di gloria. Tutti ad eccezione di Salvatore Bagni. Lui a Perugia esplode come ala destra, vede la porta, 8 i gol in stagione, sputa l'anima in continue corse in copertura, esibisce una grinta che lo trasformerà in un centrocampista di grande dinamismo nell'Inter. Un miracolo praticamente irripetibile. La stagione 78-79 ha segnato il momento più alto della storia del Grifo. Nel giro di 2 anni, infatti, il Perugia, colpito indirettamente dalle squalifiche del calcio scommesse, retrocede in Serie B e comincia una lunga agonia, culminata a metà degli anni '80 con la retrocessione in C2 deliberata dalla CAF. Negli anni '90, guidata dal pittoresco presidente Luciano Gaucci, risale dalle paludi delle serie minori e torna in Serie A, ancora con Ilario Castagnari in panchina. Nella massima serie rimane 6 anni. Lancia tanti giovani, dai campioni del mondo Materazzi e Grosso ai talentuosi Liverani e Miccoli, e con Serse Cosmi in panchina vince una Coppa Intertoto, lascia passare per la Coppa UEFA. Alla fine della stagione però retrocede in B e si avvia a conclusione anche l'era Gaucci. Dichiarata fallita e salvata dal lodo Petrucci, il Perugia milita ora in Serie C1. Benvenuto Perugia. Grazie per questo vento ubriacante che scatena senza freni i miei ricordi più belli. Audio Jungle.